Dottor Roberto Agirmo, Indipendenza Noi Veneto. Buonasera a tutti e promosso sul campo anche io. Benissimo, allora ecco, parliamo anche del... quindi vedevo Agirmo scuotere la testa... No, non entro nel merito del caso specifico perché ci sono tante congruenze che lasciano adito a pensare anche a cose diverse da quello che è stato raccontato. Mi fa molto specie pensare ad esempio alla favola di Pierino e il lupo, che penso che tutti quanti conoscano. Pierino che dice sempre che c'è qualcosa che non va, la volta che c'è qualcosa che non va davvero è un problema. Se vi ricordate, poco tempo fa, se non ricordo male era a Torino, c'è stata la favola dell'uovo nell'occhio, che non era una favola, era veramente un uovo arrivato nell'occhio di una persona, anzi di molte persone. Il problema è che, dato che si trattava di una ragazza di colore, se non ricordo male, poi non so se devo dire colore, nera, perché ho paura di passare per razzista anche in questi casi, comunque diciamo così, dato che si trattava di una ragazza di colore, ne è stato fatto un caso. Molti pennivendoli ci hanno giocato, la sinistra in modo particolare ha cavalcato l'onda per dare contro al governo, per dare contro a Salvini, che non sono un fan di Salvini, però comunque ne ha dato contro, poi in realtà si è rilevata una bufala clamorosa perché il soggetto in questione è stato colpito da un ragazzaccio, figlio casualmente, ma sicuramente non era quello un problema, di un consigliere del PD, quindi si è sgonfiata subito la bolla del problema. Diciamo che la favola di Pierino e il lupo è sintomatica di questo periodo, quindi è da ragionarci molto su quello che sta succedendo. Agirmo, secondo lei Sì. questo reddito di cittadinanza è veramente utile, ho sentito sui giornali, per risollevare la domanda interna? Allora, più che da politico, per quello che è, parlo da imprenditore. Partiamo da un presupposto di base. L'Italia e la Grecia sono le unici due nazioni in Europa che non hanno una forma di assistenzialismo concreta fatta a tut court. Ci aveva provato con l'ultimo governo il PD con il reddito di inclusione, Berlusconi aveva fatto un'altra proposta che adesso ormai me la son persa. Quindi sul merito, ovvero sia aiutare le persone in difficoltà, penso che nessuno in questa stanza sia in disaccordo. Su questo penso che anche a casa nessuno possa dire niente. Però se entro nel merito di ciò che lei ha appena detto, lei ha fatto un'indicazione dove dice il Sulcis, come altre zone depresse d'Italia, che sia chiaro, ma in questo caso tiro fuori quello che ha detto lei. Ora, lei ha detto in questa zona non ci sono fabbriche, è difficile, eccetera, eccetera. Ora, premesso che, come diceva anche il dottor Lovino, spostarsi per cercare lavoro non è un delitto. Nell'economia americana spostarsi di 1000 chilometri è la quotidianità. In Italia ci si sposta per questioni logistiche di 500-600 al massimo sostanzialmente. Ma non è questo il problema. Fintanto che il governo stesso non capisce che l'unico modo per creare redditività è creare lavoro, non si può certamente pensare che foraggiando il cercare di togliere la disoccupazione senza strumenti, soltanto dando dei soldi, sia semplicemente assistenzialismo allo stato puro. Quindi, fintanto che nessun governo capisce che veramente l'unica soluzione è dare linfa e ossigeno alle aziende perché queste possano produrre, non ci potrà mai essere una risoluzione del problema della povertà o dell'indigenza a livello nazionale. È tecnicamente impossibile. Il perseverare su questa linea è semplicemente, dal mio punto di vista, può essere giusto, può essere sbagliato, una ricerca di voti. L'Italia è divisa in due, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto politico. Sotto l'aspetto politico è palese, perché l'abbiamo visto con le ultime elezioni, ci sono due colori ben distinti, tutti ricordano la cartina, non mi ricordo cosa, verde-arancione, una cosa del verde-gialla, quello che è, okay? Quindi è palese che ci sono due Italie, ma non soltanto politicamente, anche economicamente. Ora, è indubbio che nelle regioni meridionali ci sia una difficoltà nel creare lavoro, nel trovare lavoro, e questo è determinato non soltanto dalla politica, ma anche dalla situazione della mancanza di Stato o del troppo Stato. Il troppo Stato quando succede, come ad esempio in Calabria, che ci sono non so quanti forestali per una regione che è relativamente ridotta, e questi stessi forestali sono 10 volte di più quanti ce ne sono in Canada, ma questo è qualunquismo, in realtà è la realtà. E questo sotto un aspetto. Ma c'è anche il problema della mafia, che non si è mai voluto veramente debellare da quello che è lo Stato d'Italia. Quindi il problema dal mio punto di vista è che lo Stato italiano ha abituato le regioni del sud all'assistenzialismo. Questo ha determinato la ricerca della soluzione al proprio problema attraverso le forme parassitarie dello Stato. Io lavoro nell'ambito del turismo.
Porto un solo esempio per fare chiara la situazione. Parliamo di Sicilia. Sicilia è una regione stupenda, bellissima, incredibile, ha storia, arte, cultura, identità, enogastronomia, qualunque cosa. Normalmente in Sicilia la stagione turistica dura a pieno regime per circa 1 mese e mezzo, 2 mesi. Io era il primi di maggio, ho fatto una convention con le mie agenzie in Calabria. Ero adiacente ad un parco acquatico. Era il 12 maggio, se non ricordo male, il parco acquatico era chiuso. Acqualandia, non voglio fare pubblicità, ma è giusto per capirci, il parco acquatico che c'è a Jesolo era già aperto da quasi 1 mese. Ora mi domando, siamo in Calabria, ci sono hub aeroportuali in tutto il meridione, fin troppi per dire la verità, perché la contiguità degli aeroporti in Italia è allucinante. Cioè, noi qua in Veneto abbiamo, non so, Venezia, Treviso, Verona, cioè siamo esagerati come aeroporti, comunque non importa. Ci sono tutti gli hub disponibili. Perché si continua a non dare veramente linfa alle aziende affinché queste possano veramente produrre, creare reddito e creare lavoro? Si era partiti con un progetto con la flat tax da parte del centrodestra prima delle elezioni. Quel progetto, bello, brutto, cattivo, antipatico, fatto bene, fatto male, comunque aveva un senso logico, cioè creare produttività aziendale. La produttività aziendale crea lavoro, crea reddito, è tutto quanto un volano. Adesso io voglio vedere come la Lega giustifica e giustificherà questo DEF fatto l'altro giorno, dove si è approvato questo reddito di cittadinanza. Voglio però vedere come ne vengono fuori. I cittadini hanno dato un mandato elettorale a chi, scusatemi? Ai 5 Stelle? Allora, mettiamola così. Una parte dell'Italia ha dato il mandato elettorale ai 5 Stelle. Su questo è chiarissimo. Una parte dell'Italia ha dato il mandato elettorale al centrodestra. Le due politiche del centrodestra e teoricamente della Lega sono in netta contrapposizione, perché la promessa fatta agli elettori del Nord era quella di investire nelle aziende con la flat tax, che era il cavallo di battaglia, al Sud con il reddito di cittadinanza. Quindi è inutile che si venga a dire, raccontando la favola dell'orso, che c'è stato un mandato elettorale. Non è vero, questo governo non è il governo voluto dai cittadini, né al Sud né al Nord. È ve lo dico in veneziano, un missiotto, un mescolamento che non c'entra e non ci azzecca per nulla. Tornando al discorso della cittadinanza esattamente nel merito, mi viene un po' da sorridere, perché volerlo difendere a tutti quanti i costi per partito preso fa sorridere. Ora, com'è che funziona? Dato che non l'ha ancora spiegato, lo spiego io, in modo molto banale e qualunquista. Mi sento molto quello del film, qualunquemente. Allora, il reddito di cittadinanza prevede la ristrutturazione dei centri dell'impiego, che oggi in Italia non funzionano assolutamente, perché in qualunque centro dell'impiego si va per perdere tempo, perché i centri dell'impiego non danno risposte più al sud che al nord, danno più risposte, per dare l'esempio, i lavori interinali. E lì c'è gente che vuole veramente lavorare, i centri dell'impiego vanno per altro. Ma detto questo, nella legge proposta dai 5 Stelle in modo particolare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza si prevede che l'individuo che ha i canoni per accedere al reddito di cittadinanza debba fare nell'arco del tempo una serie di corsi o lavori utili subordinatamente al fatto che comunque debba accettare almeno una delle 3 proposte, o almeno le proposte che gli vengono fatte. Ma io mi domando, ma se ci sono così tanti, quanti sono i disoccupati in Italia? 10 milioni circa, 8-10 milioni. Allora, se ci sono così tanti disoccupati in Italia, dove cavolo, e ho detto cavolo, sono questi 10 milioni di posti di lavoro? Perché a questo punto, se ci sono questi 10 milioni di posti di lavoro, ma lavoriamo? Dov'è il problema? Lavoriamo? Ma non ci sono, quindi la cittadinanza è una farloccata clamorosa fatta solo ed esclusivamente per ritorno politico. E ribadisco, io sono d'accordo nell'aiutare gli ultimi, ma raccontare questa cavolata è voler soltanto fare la ricerca con il pendolino, il pasturamento per tirare su voti. Non ci sono altre risposte, non ce ne sono altre. E chi dice qualcosa di diverso da questo vuol dire che è in falsità completa. Ma io
Non riesco a rispettare uno che dice dobbiamo dare un posto di lavoro a questo, quell'altro, ma i posti di lavoro non ci sono. Creiamo i posti di lavoro e facendo così vedrete che arriva il reddito, arriva la possibilità di lavoro e togliamo la gente dalla povertà. Ma il reddito di cittadinanza è una farloccata clamorosa. Tu ce la puoi fare qui al nord, al sud non ce la possono fare neanche così. È un dato di fatto oggettivo. Ma qui tu hai una serie di problemi nel tuo comune. In alcuni comuni del sud i tuoi problemi sono niente in confronto a quello che hanno, quindi è oggettivo anche questo problema, quindi bisogna creare lavoro. Ecco, a Girmo adesso è il suo momento, perché l'autonomia veneta, c'è stato il referendum, lei si è sempre battuto storicamente per la indipendenza. Devo fare una domanda di un telespettatore, di un nostro amico di Facebook, Mario Stefani, penso che sia il cognome. Buonasera. Ho visto che ha in studio a Girmo, che è un indipendentista, anche se è uno che si muove bene, cita Stefani. Grazie. Vorrei chiedergli perché è a favore dell'autonomia quando l'indipendenza invece è tutt'altra cosa. Bella questa domanda. Ora, ritengo di rappresentare lo stile indipendentista soft, nel senso che urlare indipendenza oggi e subito è un anacronismo allo stato puro. Non si può pensare di arrivare all'indipendenza soltanto dichiarando voglio l'indipendenza. Per arrivare all'indipendenza serve un percorso. Sono sicuramente ispirato a quello che può essere il percorso catalano piuttosto che a quello scozzese. E questi percorsi in entrambi i casi passano attraverso un'autonomia sempre più forte, sempre più marcata. Tant'è che abbiamo sostenuto in tutto e per tutto il referendum sull'autonomia, sebbene con molte riserve, ma non tanto le riserve per l'autonomia fine a se stessa, ma per gli obiettivi che si potevano raggiungere con questo referendum. Il 22 ottobre sarà un anno che si è svolto questo referendum e se davvero nella prima parte non si potesse sperare di avere qualcosa perché al governo c'era il centro-sinistra che era sicuramente contrario a questa autonomia, ci saremmo aspettati qualcosa di più con l'avvento al governo della Lega, ex Nord. Sottolineo ex Nord perché è giusto sottolinearlo. Premetto che ho molti amici anche in regione della Lega, i quali credo fermamente siano intimamente leghisti, ma hanno un problema. Sono collegati con un cappio al collo a Milano, che adesso si è trasferita a Roma, e quindi devono stare agli ordini. Ma per arrivare al dunque, vediamo un attimo di capire perché sono scettico su ciò che potrà accadere. Parto dalle considerazioni oggettive, ovvero sia da ciò che ha dichiarato la ministra Stefani non più tardi del, se non ricordo male, era il 20-22 dell'altro mese, nella quale ha detto in modo chiaro e assolutamente dettagliato l'autonomia con le 23 competenze e la gestione dei 9/10 del residuo fiscale in Veneto non ci sarà assolutamente. Si parte dal principio della gestione di 5 argomenti, di 5 gestioni, poi vedremo cosa succederà. Però sarà un percorso lunghissimo, eccetera, eccetera. Io sono scientemente convinto da calcoli matematici non miei che l'autonomia in Veneto in modo semplice non potrà arrivare. Ora, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono le 3 regioni che hanno un reale residuo fiscale importante. Siamo attorno ai 50-60 miliardi di euro per quanto riguarda la Lombardia, attorno ai 20 per il Veneto e altrettanti per l'Emilia-Romagna. Questo residuo fiscale consente di non sprofondare alla penisola, perché il restante delle regioni, quasi tutte, sono in passivo a livello di economia. Ora, se noi dovessimo andare a togliere alla mangiatoia Italia il residuo fiscale delle regioni che hanno un attivo di bilancio, l'Italia fallisce il giorno dopo. Non lo dico io, sono calcoli economici fatti da economisti. Io sono lungi dall'essere un economista, però mi piace informare, mi piace leggere. Per cui direi che l'autonomia in Veneto non può arrivare. Pertanto, le promesse fatte in campagna elettorale anche dal governatore Zaia, onestamente, il famoso pancia a terra, questa è la madre di tutte le battaglie, la vedo un pochino anacronistica. Così come poi ha cambiato tema, ha detto pancia a terra, la madre delle battaglie è Cortina alle Olimpiadi, cos'è? Con le Olimpiadi mi sembra, no? Sì. Ora, quindi l'autonomia non può arrivare in modo semplice, bisogna fare delle forzature. Per fare delle forzature occorre che qualcuno, in modo particolare in regione, abbia il coraggio di tirar fuori
gli attributi, onde evitare argomento, quindi tirare fuori gli attributi e alzare la testa, perché purtroppo troppa gente che fa politica con uno scopo, ovvero sia mantenere dov'è. E questo è un grosso problema per tanti.